e quindi lascio la parola a Aldo Tomat. Sono partito con l'idea di parlare poco perché in realtà sono prolisso come mia mamma, quindi spero. Allora, intanto grazie a Andrea che ci ha anticipato, prima il piccolo grazie, poi il grande, che ci ha anticipato che avrebbe parlato. Il problema è che io sono uno scrittore, quindi a parlare non riesco tanto bene, riesco a scrivere ma mi sembrava brutto venire col foglio, perché avevo poche cose da dire a differenza tua, quindi mi presento e basta sostanzialmente. Io sono Aldo Tomat, ho 25 anni, sono laureato in lingue e letterature straniere, sono un traduttore, uno studente ancora perché studio a Venezia alla magistrale, lingue e letterature europee, americane e postcoloniali. E sono momentaneamente un docente anche perché ho avuto una supplenza in una scuola media e quindi questo, il fatto che sia uno scrittore, i miei studi e quello che faccio di lavoro può farvi ben capire dove io intenda lavorare maggiormente, perché sì, lavoreremo tutti su tutto, però abbiamo molte competenze, come vedete, no? dalla chimica allo sport, alla letteratura, linguistica, insomma, io vorrei concentrarmi principalmente sulla cultura, perché è quello in cui è la mia vita. E quindi dalla città che legge alla storia di Cervignano, perché molto spesso lo dimentichiamo, ma Cervignano è una grandissima storia e io scopro ogni giorno qualcosa di nuovo. Mi imbarazzo all'inizio, ma poi sono molto contento perché io come facevo a non sapere questo? È una cosa talmente importante che è impossibile non saperlo. Però poi sono fiero di conoscere le cose che conosco e che vengo a sapere ogni giorno sulla nostra città. E quindi vorrei lavorare appunto sui progetti già esistenti, la città che legge, la nostra biblioteca, il dialogo con le scuole è molto importante anche per questa questione dei fatti storici, la storia della nostra magnifica città che conosciamo poco e quindi anche qua bisognerà andare a lavorare e dialogare con le scuole. Quindi questo sono io. E questo è il contributo che posso portare alla lista. Quindi Andrea, questo è il grande grazie di avermi dato l'opportunità di entrare a far parte di questa squadra, e grazie a Mauro, perché se Mauro non fosse venuto a suonare, prima a telefonarmi poi a suonare mi ha preso a forza, però sono molto molto contento perché mai mi sarei aspettato di vivere quello che fino adesso ho vissuto, quindi se, e speriamo di sì, riuscissimo a realizzare quello che vogliamo realizzare, io non riesco neanche a immaginare cosa succederà da quei prossimi 5 anni. Quindi grazie mille a tutti. Allora, io credo che queste 4 pillole vi hanno fatto capire il perché io voglio tutti quanti loro un sacco di bene, perché sono veramente delle brave persone, sono delle persone preparate, capaci, che si stanno mettendo il cuore, la passione e continueranno a farlo da qua in avanti, ripeto, non fino al 12 di giugno, ma anche e molto a lungo dopo. Chiudo, vi ringrazio, siete stati tanti, siamo stati un'oretta, pensavamo di stare leggermente di meno, ma le cose da dire erano veramente, veramente tante. E speriamo di avervi fatto una fotografia di quello che è la nostra idea di Cervignano per il futuro, l'idea di Cervignano a partire dal 13 di giugno in avanti. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi, sono certo che ce lo darete e noi faremo del nostro meglio. Se lo fate anche voi, sono certo che ci ritroveremo in qualche posto a festeggiare, a parlare di come è andata con grande entusiasmo. Grazie a tutti, buona serata, stateci vicino.